Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Previsione di Napoli-Milan, siamo su PES 2013, super pacciato. E andiamo, dai, speriamo di portare un po' di fortuna a sto povero Milan. Guardate quella nuova sovraimpressione di Sky Sport Italia HD. Sono un sacco di facce nuove, Insigne, insomma Verratti, tutti i giocatori che avevano la faccia un po' di merda e hanno sistemato. Vediamo se vediamo Lorenzone Insigne. Volevo far vedere, eccolo là, perfetto, bello come il sole. Andiamo. Napoli-Milan, stadio San Paolo. Il Milan deve assolutamente vincere, non può più fallire, se no la Serie B è vicina. Ai 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 ragazzi. Venerdì è venuto Silvione Berlusconi a portare carica al Milan, speriamo bene. Vai Bojan. Alexandre Pato, l'uomo dai muscoli di cristallo. Potevo mettere i nomi però. Hamsik. Cavani va per Insigne. Attenzione a Lorenzone. Ottimo il Milan, vai. Vai Escia, il piccolo faraone. Vai da Alexander Pato. Pato vede Bojanino, il piccolino. Pato per Bojan, offside. Palo comunque di Bojanino. Il Napoli ha bisogno di una vittoria per rimanere in scia della Juventus. Vai raga, dai, cavolo. Attenzione Insigne. Abbiate. Escia. No, scusate, non è Escia. Questo è Escia, dai cazzo. Dai, non ti lamentare, Pato, non per il cazzo. Montolivo. Dai, cavolo, non si riesce a fare un passaggio giusto, mamma mia. Povero Milan. Vai Patino. Vai Patigno. Aspetta un attimo, c'è una bella cosa. No. Ok. Come lo mettiamo quelli del Napoli? Cavani. E vaffanculo. Ha ammonito Yepes. Hamsik. Campagnaro di testa, attenzione, bravissimo, Abate. Riparte il Milan. Pato. Vai Escia. Illumina San Paolo, El Shaarawy. Attenzione. Madonna del Signore. Cavani, dai Mexes. Hamsik, mare chiaro, occhio al mare. Zuniga, Hamsik, Abbiatone c'è, Yepes, mamma mia. Escia, Stefano El Shaarawy vede Pato. Il Milan non si sveglia, povero Milan. Pato, Escia. Vai Shaarawy. El Shaarawy numero. El Shaarawy no, era rigore, vergogna al San Paolo. Lorenzone Insigne. Marek Hamsik recupera bene il Milan, finisce il primo tempo. Secondo tempo raga, fallaccio. Dai che andiamo, 0-0, non è accettabile, vai Abate. Pato. Prova a metterla in mezzo. Si sapeva che è una partita dura, il San Paolo, il Napoli, una grandissima squadra, molto più forte del Milan purtroppo. Insigne fa i numeri. Cavani, Edinson Cavani per Maggio.
Dai, niente la fa. Aia. Abate Insigne Zuniga e solo ma sbaglia in maniera oscena. Vai Yepes. Marione Yepes. Per Abate. Abate vede Bojan Krkic. Numero di Bojan. Attenzione Pato. Pato vede El Shaarawy. No che credo. Miracolo di De Santis. Insigne. Cavani butta fuori. Partita orrenda ragazzi. Partita orrenda. Abbia. Abate. Bojan. Grandissimo Bojan. Vai un bel cross. Vai un bel cross. E Shaarawy. Vai Pato. Madonna, madonna. Ti dispera Antonini. Questo Milan non riesce a fare niente ragazzi. Mexes. E Shaarawy. Antonini vuole palla ma El Shaarawy non può dare palla a Antonini, se no la perdiamo sicuro. Escia per Pato. Esce per Pato, prova il tiro Pato! Fuori di poco. Settantatreesimo. Pato, dai Patino. Dai Patigno, mamma mia, che cazzo. Pato. Pato. Pato per Escia. Dai cazzo. Fuori gioco. Oh, niente da far Fioi. La partita non si sblocca. De Santis al rinvio. Dai Montolivo Ilner, attenzione. Bojan. Pallaccio di Mexes. Rosso per Mexes. Attenzione, l'uomo dei capelli impossibili è stato espulso. Lorenzo Insigne. Lorenzo tensione. Punizione insidiosa di Insigne. Insigne prova il calcio d'angolo. Attenzione, Berami di testa, nessuno lo prende. Maggio, Campagnaro, Amsic. Vai Shaarawy, il piccolo faraone vuole illuminare San Paolo. Vai piccolo faraone, vai piccolo faraone. Pato non si muove. Attenzione Pato, occhio l'infortunio Pato. Occhio l'infortunio Pato. Pato, vede Montolivo. Ed è, vai a cagare, vai a cagare. Finisce qua, Napoli 0, Milan 0. Ragazzi, previsione di merda. Nella realtà, insomma, Napoli è favorito. Spero in un pareggio. Spero che Berlusconi nella sua conferenza ha caricato un bel po' la squadra, perché veramente la vedo veramente male. Comunque raga, io voglio precisare una cosa. Ho letto dei commenti, gioca meglio, sai giocare così. Intanto invito a vedere le mie partite in multiplayer. Ma seconda cosa, cioè io non voglio fare lo stronzone, però se gioco al massimo delle mie forze contro il computer, cioè anche a livello massimo sia FIFA che PES, stravinco. Quindi sinceramente per evitare questo cerco di trovare dei compromessi per fare delle previsioni accettabili, perché vedere male le partite 6-0, 7-0 non è il caso. Poi comunque metto 5 minuti proprio per non fare tanti gol e cercare, magari non so, su PES per esempio metto le condizioni dei giocatori, magari più scarse le mie, più forti quelle del computer. Faccio piccole cose per compensare, perché sennò col computer purtroppo è abbastanza semplice giocare sia a PES che a FIFA.
Detto questo, è venuta fuori una previsione di merda, perché è un 0-0 orrendo. Speriamo nella realtà di vedere qualcosa di più positivo. Ragazzi, un saluto dal Comendone. Ciao!